Ringrazio il presidente di Confassociazioni per questo incarico prestigioso nazionale di presidente di Confassociazioni, Comunicazione, Media e Informazione. Avevo ricoperto all'interno di questa branch di Confassociazione il ruolo di vicepresidente, ma anche il ruolo di presidente dell'Osservatorio Nazionale contro le fake news. Confassociazioni è una grandissima famiglia, una rete con 1.270.000 iscritti, 762 organizzazioni di manager, professionisti, imprese, che ha voluto allargare da tempo alle aziende, alle testate digitali, a tutte le aggregazioni, alle associazioni, appunto anche la possibilità di poter dibattere di quelli che sono i grandi temi del nostro tempo, e quindi sono particolarmente contento di questa nomina, perché lavorerò continuando il lavoro che ha fatto il precedente presidente Alessandro Conte, che ha avuto ulteriori incarichi, e lo farò convinto che c'è una sfida in atto legata ai contenuti e alla conoscenza, e soprattutto c'è una sfida per un nuovo umanesimo. Noi dobbiamo lavorare tutti i giorni per un nuovo umanesimo. Una grande struttura come Confassociazioni può certamente contribuire, come fa tutti i giorni, grazie anche al dinamico presidente dottor Deiana, a un nuovo dibattito e soprattutto ad una nuova responsabilità. Quindi grazie davvero, e spero di poter con la mia esperienza dare un umile contributo che possa anche essere, grazie a Confassociazioni, di arricchimento per il nostro Paese.